Amici di Radio Guest, questa settimana siamo con Giancarlo Stocco, rappresenta il rugby, perché lui è un uomo talmente grande di animo che secondo me rappresenta questo sport a livello planetario, uno sport molto molto importante e soprattutto per le caratteristiche umane che chiaramente si porta dietro. Stiamo parlando del beach rugby di Lignano Sabbiadoro, che è una manifestazione, è arrivata al suo 27esimo anno. Giancarlo, ciao e ben arrivato in Radio Company, come stai? Ciao Igor, grazie, benissimo, grazie per la santità registica che mi hai dato, fa veramente piacere. Tra poco mi chiamerò Frate Stocco, non è male. Però prima di parlare di beach rugby, che poi tu rappresenti, lui è il frontman fondamentalmente del beach rugby, io voglio sapere chi è Giancarlo Stocco. Bella domanda. Giancarlo Stocco di famiglia rugbista, perché sia mio padre che era giocatore, allenatore, dirigente, sia mio fratello giocatore e dirigente, siamo cresciuti nella rugby Udine. Dopodiché parallelamente ho svolto i miei studi nei lavori da geometra, nella cantieristica, nel settore siderurgico, andando in giro per il mondo, e parallelamente con il rugby, dopo aver giocato e girato un po' l'Europa, ho cominciato a girarla con il beach rugby, a creare tante belle manifestazioni e storie nuove. Il beach rugby quando nasce e come nasce soprattutto? Il rugby sulla spiaggia nasce ufficialmente a Lignano nel 1993, perché c'era già del beach rugby tra Veneto e Emilia, ma nulla di veramente ufficiale. Nasce il torneo, grande successo, comincia una serie di tornei, uno più grande dell'altro, con squadre che arrivano da varie parti d'Europa e dall'Italia, e comincia poi ad espandersi sempre di più, ad essere conosciuto a livello internazionale, e da lì nasce un'avventura incredibile che dura da 27 anni. Io ho avuto modo di frequentarlo, il beach rugby, non tutte le sere, chiaramente non tutte le giornate, ma là per fortuna. Ma là c'è una festa continua, cioè si fa sempre festa. Ascolta, però come si è evoluto negli anni? Voi avete iniziato nel 1993, però negli ultimi anni ho visto squadre arrivare un po' da tutto il mondo. Devo dire che la Gazzetta dello Sport ci fece mettere in contatto per fare un grande articolo. Noi organizzatori di Lignano con l'organizzatore di Genova, da qui nasce un'idea messa in campo nel 1998 con la Lega Italiana Beach Rugby, che è il primo campionato nazionale di cui io sono stato presidente per i primi 7 anni. Si evolve la Lega Italiana Beach Rugby, si evolve il livello del beach rugby, si evolve Lignano, tant'è che nel 2001 dobbiamo ritornare a fare, oltre che il campionato italiano, anche il torneo internazionale, e da qui altro secondo step dell'evoluzione, creiamo la European Beach Rugby Association, e nel 2012 c'è il primo campionato europeo di beach rugby, e squadre che non vengono solo dall'Europa ma anche da fuori Europa, perché abbiamo dal Sudafrica, le Pacific Islands, le Figi, un successo possiamo dire planetario. Lignano è riconosciuta come il migliore e più importante e famoso torneo d'Europa, e tra i più conosciuti del mondo. È un onore. Immagino ormai, io prima ho detto planetario, ma non a caso, perché poi ho capito che mi sono un po' documentato e c'erano tante squadre che stanno arrivando anche appunto dall'estero. Giancarlo e il suo staff che soluzioni hanno trovato per affrontare quest'estate? Abbiamo dovuto fare un esame di coscienza per pensare non solo ai rispetti dei DPCM, di tutte le leggi sulla sanità italiana, ma anche europea. Abbiamo pensato ai giocatori, abbiamo pensato al pubblico che non aveva potuto esserci, abbiamo pensato alle responsabilità legali, come posso prendermi la responsabilità di far giocare o far lavorare uno staff di giovani con il rischio del Covid-19, e quindi abbiamo annullato tutto quanto, riconfermato per il 24 e 25 luglio 2021 la finale di Coppa Europa alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro. Benissimo, come a tutti, anche per te avrai dei partners importanti, istituzionali, che ti hanno dato una mano in questi anni. Se vuoi ricordarli, falli pure. Abbiamo il comune di Lignano Sabbiadoro, che dal 1995 ci sostiene, ci ha fatto crescere,
che ha creduto in noi continua a crescere ed è una fiducia non da poco, è la regione del Friuli Venezia Giulia che non solo da anni ci sostiene, ma attenzione, hanno detto ragazzi, quest'anno noi vi diamo il contributo anche se non fate nulla, perché il prossimo anno ci saranno grossi problemi di bilancio, perciò vi diamo i soldi adesso che sono stanziati, li tenete buoni lì e li fate per il prossimo anno, perché dobbiamo dar vita a quello sport internazionale da portare in regione. Complimenti ai politici del Friuli Venezia Giulia, perché questa regione ha veramente guardato al futuro per il turismo e sport della regione internazionale. Fondamentali questi aiuti per manifestazioni di questa entità. Noi ti ringraziamo, ricordiamo che Radio Company, radio partner di Beach Rugby di Lignano Sabbiadoro, e quindi è stato veramente un piacere risentirci e rivederci. Noi ti facciamo gli auguri e ti ringraziamo di essere stato qua ospite in Radio Inguest. Radio Inguest ritornerà la prossima settimana con nuovi ospiti, naturalmente dal territorio tra il Veneto e il Friuli, e ovviamente sempre grandi organizzatori di eventi. Grazie Giancarlo. A te e appuntamento in spiaggia.